Bene, buona giornata, buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Io sono qui come al solito col mio amico Armando Zanotto. Armando, saluta i miei amici, i nostri amici. Ciao a tutti alle amiche e amici. Che dire, vi auguro un buon inizio di sabato e quindi noi siamo qui per allietare un po' le vostre tentazioni culinarie e quindi siamo già su un'atmosfera primaverile ormai, perché l'inverno ci saluta, vediamo queste belle giornate che ci accontornano di un sole caliente. Che dire, Bruno? Poi? Ecco, noi abbiamo fatto delle trasmissioni fino ad oggi portando alla ribalta il famoso fiore di Treviso, il radicchio. Non è detto che adesso non si può più mangiare il radicchio, si può ancora mangiare, però noi ci proiettiamo verso la primavera, verso lo sbocciare dei fiori, delle novità che la terra ci porta, come ogni anno d'altronde, che ci fa mangiare la natura che nasce, e pian pianino parleremo anche di questo. Però fammi dire una cosa, Armando, tu sei l'ultimo dei gentleman, perché quando saluti sempre prima le signore. È una deformazione la tua o è l'amore verso le donne che tu hai sempre espresso? L'amore verso le donne? Ecco, ovviamente. Bene, perciò tu ti sei del radicchio, Bruno, ti soffermo al radicchio. Tu prima hai detto una cosa importantissima, sì, che il radicchio ti sta salutando. Può essere ancora mangiabile, molto buono ancora, però è un segreto, a questo periodo ha un trattamento speciale che non tanti sanno, per mantenere la croccantezza e il suo gusto non troppo amaro, perché adesso diventa sempre più amaro, più viscido, eccetera. Allora si deve, come lo comprate, lo acquistate, mettere su un recipiente con dell'acqua e poi metterlo in frigo. Deve essere coperto tutto di acqua. Quell'acqua viene cambiata ogni giorno e che è messa proprio dentro il frigo, che lo mantiene gelido. E perciò si può continuare a mangiare. Sì, che arriva, se può, vicino ai 0, prima che inghiacci, 2-3 gradi sopra 0. Quello lì cosa fa? Lui ha una radice vivente e quindi cosa fa? Lui si nutrisce di questo gelo, chiamiamolo così, sì, e ti diventa ancora croccante. Non tutti sanno questa cosa. Questo non lo so, è veramente qualcosa. E quindi viene, ascoltatelo, perché lui è una cosa che provate, poi mi darete già. Però non me l'avevi mai detto, io buttavo via il radicchio perché sei un tentatore, un tentatore. Se il radicchio va terminato, non si mangia più. E come faccio a non entrare nel tema che tu proponi? Non si butta mai via niente, vero? Bravo, ecco. Assolutamente. Allora noi andiamo ad ascoltare i nostri amici, che dalla prossima volta vedrete, oltre che ai nostri amici bibanesi, il mio amico Armando con i suoi fratelli che porta avanti l'azienda di famiglia, vedrete altre famiglie, altri amici, altri produttori artigianali di prodotti locali. Però sai, scusa se mi soffermo un momento, perché dopo mi dimentico. Ma perché, Bruno? Poi te lo tu perché hai il biscaro lì, come si chiama ancora? Il tablet, e lui fa tic tic e si ricorda tutto. Sì. No, perché io ti dico una cosa che può essere una bestemmia, perché tu a questi sponsor, tra virgolette, chiamiamoli, amici sostenitori del progetto, perché Cucina Veneta, Cucina Nostrana, e perché questi sostenitori qualche volta non ti viene questa idea un po' bizzarra di andare a trovare nel suo stabilimento assieme a Armando? Senti, perché? Senti, regista Enzo Russo, abbiamo di nuovo Enzo Russo con noi. Bravo, è un autoregista qui. Senti cosa dice, come noi non ci pensassimo. No. Noi abbiamo già programmato di andare in queste aziende e parlare con i titolari. Pian pianino abbiamo tutto l'anno, finiremo
Io ti ho detto che faremo 24 puntate, ne faremo 240, perciò Dio me dà il lustro per farle. Allora sentiamo i nostri amici. Siamo rientrati nello studio, siamo qui sempre in compagnia del mio amico Armando Zanotto e nell'aprire la seconda parte di questo programma vorrei farvi una citazione dal libro che lui ha scritto, è il 12° libro di Armando Zanotto, che io vorrei tanto, Armando, passare una giornata in qualche posto dove presentare questo libro e ricevere le persone e tu metti il tuo autografo su questo libro, perché io che l'ho letto ho visto che ci sono delle cose molto interessanti. Una delle citazioni che vorrei fare, che fa parte di questo libro che tu hai scritto, è questa: l'avventura entra nel vivo. Te lo ricordi? L'avventura entra nel vivo. Certo. Il 19 maggio del 69 Ave ed io ci siamo detti sì, lo voglio. Che bello, tornare indietro. Dai, ricordo, tornare indietro con queste emozioni. Vivere per sempre insieme è stata una promessa mantenuta, ed è vero, perché lui e Ave oggi e lei è la sua consigliera, e lui l'ascolta, perché Ave è veramente scusami cari amiche, è come i parlamentari, i nostri parlamentari a Roma, no? Quando che Mari fa successo, non stai a credere che sia loro che fa successo, dietro di loro c'hanno una persona che li custodisce e li crea far successo, e che è sempre una donna, ricordatelo. Tu suonavi il violino una volta? No. Sì, fai delle sviolinate alle donne, che è una cosa impressionante. No, è vero. Grande, è vero, Armando, è vero. Grande. Allora, continuo la citazione. Ci siamo sposati nella Pieve di San Pietro di Feletto, qui vicino. Bellissima la Pieve di San stupenda. Pietro. Situata tra le colline ricamate dai vigneti, ci sembrava la scenografia ideale per dar corpo ad un sogno. Ave era bellissima, indossava un abito bianco con un lungo strascico sollevato da 4 damigelle. Bellissimo questi piccoli passaggi. Grazie, io ti devo sempre ringraziare che ricordi queste grandi emozioni per me. Mi prende il cuore, perché sono cose, tornare indietro tutti questi anni, ricordare questo percorso, credo che sia una cosa meravigliosa, ma per tutti, cominciando da quella emozione, la prima emozione che avete trovato con la ragazza che amate, che avete conosciuto e amato, e continuare questo percorso, credo che sia una cosa importante poter arrivare a traguardi come sono arrivato io, sempre con amore da parte di mia moglie, che abbiamo trasmesso assieme questa fusione per creare anche quello che abbiamo creato. Ecco, questa non è una trasmissione solo di cucina, ma è anche una trasmissione che vuole celebrare la famiglia, che è importante. La famiglia nel mondo è importante. Grazie. Ma mi piace, Armando, Bruno, scusami, non perché adesso hai citato questo evento che è importante, matrimoniale. Mi piace che tu fai una trasmissione, secondo me, una trasmissione che intingi, è come un quadro che pennelli ogni volta che facciamo la trasmissione, pennelli qualcosa di diverso rispetto di parlare totalmente di cucina. Fai creare qualcosa che la gente credo sia anche molto interessante. Bisogna che facciamo compagnia ai nostri ascoltatori, certo, non soltanto facendo vedere spadellate, ma anche raccontando
un passato, una vita legata alla famiglia, però mi sa che tu il violino lo suonavi, e adesso mi hai fatto una sviolinata anche a me. Ma insomma, allora passiamo al piatto di oggi. Bene. Lo vuoi raccontare, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori? Mie care amiche e amici, primavera è alle porte, e che dire, in questa fase di percorso di primavera, che poi andiamo finalmente all'estate, vi presento oggi, anteprima, ecco, quello che siete beo, caro Bruno. Cerco di presentare sempre piatti facilissimi, ingredienti reperibili, ed è poco costo, mie care amiche, costo anno che va avanti così maledetto. Bravo. Ed è poco costo perché tutto aumenta, ti va a fare la spesa col carrettin, prima ti spendevi 50 euro, la stessa roba 70 euro, Cristo Dio. E bisogna purtroppo saperci giostare. E allora cosa è di più bello che fare una passeggiata in mezzo ai campi e trovare le erbette naturali. Pensi che adesso fra poco devi andare a Sciopettin, a Bruscandui, a Radicè, adesso che si muove. Perché anche a Sciopettin, c'è mio Carles Sciopettin, Griso Silenes, si chiama anche tanti dialetti che sì, perché dobbiamo... ecco, adesso è trova, caro Bruno, però lei qui di serra di allevamento, lei là tutte moge, tutte che non ha un sapore, fiappe, non ha grinta, non custodisce il suo fascino di sapore. Voluto mettere quando ti trova qui nel campo, mamma mia, è una gioia perché qua a lavorare in cucina ti dà quello stimolo di fare ancora il piatto ancora migliore, perché c'hai un prodotto veramente buono. E così pure anche adesso te vedi, scusa, sti sparasi tose me 12-15 euro a 6 là, ascoltami, a 6 là. Prima cosa non ha sapore, seconda cosa è messa presto, no? Vi costa tanto aspettare una settimana, 10 di. E ora dopo il gusto mangiare e spararo che sa veramente da questi suoi poteri che mi hai fatto venire un'idea, sai, che è collegata a quello che dicevi prima. Noi potremmo proprio incominciare ad andare a visitare questi produttori, anche, che ci spieghino quando è il momento, e tu stai dicendo delle sacrosante verità, quando è il momento di assaggiare un determinato prodotto. Vai pure avanti con questo, tanto per fare un piccolo accenno. E oggi la ricetta di oggi è una ricetta, mie care amiche, che potete mangiare insieme alla persona che amate. È una ricetta semplice, non costa niente, e non dovete aver paura di mangiarla, perché lei è fatta di segue, cipolle novelle, direva altre, scherzi tu che mi ammagno, dopo non posso più basarmi a Mario? No, invece no, assolutamente, perché dà una sensazione tutta nuova nel palato, ma veramente buona, e dopo valti subito, finì sto connubio di sapori che conservano le vostre papille gustative, subito potete basare il vostro caro amato. Quindi non ha, se dovete parlare con amici eccetera, non ti dà fastidio a nessuno. Perché? Quindi per 4 persone, adesso vedevate 6 ghiotti, là 6 cipolle novelle che trovi adesso, quelle bianche, ecco, cioè per 4 persone 8 segue bianche della grandezza media, così le pulite, le lavate per bene e poi le tagliate tutte a fettine col coltello a crudo. Una volta tagliate le sciacquate in acqua fredda, semplice. Poi dopo fatto questo le mettete su una casseruola capace, no? Di giusta misura, le coprite di acqua e un po' di aceto bianco. Quando solleva il bollore, guarda che è semplice, perché dei semplici, solleva il bollore 3 minuti, le scolate, le lasciate raffreddare da sole così, che così si scolano molto bene. Quando sono proprio fredde, magari potete farla la sera che si scuoia bene, e a mattina potete condirle. E quindi cosa fate?
le scolate, le lasciate raffreddare, prendete una bowl di vetro capace, versate le cipolle, salate e peppate a vostro desiderio, e in questo contenuto qui dove vedere Walter, se vi piace l'attenzione che va dentro a queste cipolle del creme, oppure un po' meno, perché non tutti amano, e la mettete pian pianino un cucchiarino di creme, dopo mescoe, dopo un altro cucchiarino di creme, e dopo mescoe, e dopo che mettete dentro un cucciaro, 2, 3, 4 di maionese, e la incorporate tutto molto bene, incorporate tutto ben, sentì che lei condire in un modo che vi piace, se è poco condire, sono un altro cucciaro di maionese e un pochettino di creme, che quando il maionese sentì questo connubio tra creme, maionese e seola, piacevolissimo. Dopodiché le componete in un piatto come dopo il nostro regista vi farà vedere, in un piatto, e sopra cosa fate? Vorrei preparare 3 uovi sodi, e ora c'è i uovi sodi, poi passate per un tamiso e schiacciate tutta la uova soda, e che si conformi tutta la primavera nel piatto, oppure con schizza patate, e dopo spargete sopra tutti questi uovi sodi così, e dopo che dire, portate in tavola, mettete questo piatto qua, una fettina di salame, una forchettata di segue, oppure una fettina di prosciutto, una forchettata di segue. È un bibanese. È un bibanese. Quindi Valtteri ve a sentire cosa costa un piatto così. Ecco, queste le ricette che mi voglio dare, che sia facilissime, di poco costo e di stagione. Di grande. Allora, se vuoi fare adesso segue, è il momento giusto per tutto il mese di marzo. Bene, quindi bene, io bene. vi auguro di provare questa ricetta, altrimenti siamo sempre a vostra disposizione anche per la nostra televisione di consigli che magari possiamo ricevere. Noi siamo ben lieti di trasmettere le vostre osservazioni nelle puntate. Beh, noi nelle prossime trasmissioni daremo anche l'indirizzo dove possono acquistare il libro. Certo. E, cosa dire, il tempo è tiranno e noi sì. dobbiamo salutare i nostri amici, Certo. Un abbraccio e un arrivederci alla prossima settimana. Quindi augurarvi buon sabato e buona domenica, e cercate questo sabato, tutti i sabati che magari siete a casa, qualche volta cimentatevi su qualche ricettina semplice così, è gioia nei vostri palati. Buon appetito a tutti. E siccome Veneto è lingua nazionale non serve fare le traduzioni. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Ciao a tutti e buona domenica.